Possono sembrare due tematiche scollegate, ma l'utilizzo dei social network è estremamente connesso con quella che è la tratta di minori e anche la pedopornografia. È un legame a doppio filo che si è infittito con la pandemia e il conseguente boom delle nuove tecnologie, quello seguito da Protection for Kids, Onlus nata a Castelfranco Veneto, impegnata senza sosta nella tutela dei diritti dei minori, sia a livello locale che internazionale, l'ultima missione nei campi profughi delle isole greche, dove i più vulnerabili sono sempre i più piccoli. Protection for Kids è partita, avevamo circa 4 mezzi, di cui un bilico, che ha portato 33 bancali di beni di prima necessità, quindi più di 700 scatoloni e che hanno portato ovviamente viveri, medicinali, ma anche vestiti per affrontare la stagione invernale. Un'autentica task force che vede in campo tanti giovani trevigiani, proprio come Anna Chiara, 23 anni appena, e una laurea in diritto internazionale all'Università dell'Aia. La scelta di dedicarsi agli altri nel corso di un'esperienza all'estero per una ONG, quando poco più che maggiorenne entra in un bordello a Kathmandu in Nepal, è qui che scopre l'inferno. Quando sono entrata all'interno di questo bordello, ovviamente mi son dovuta presentare, introdurre a quelli che sono i trafficanti di minorenni e ho dovuto stringergli la mano, con una sorta di indifferenza, fingendo una parte che non era assolutamente la mia, fingendo la parte della cliente e potete immaginare che l'unica cosa che avrei voluto fare nel momento in cui ho stretto la mano a questi trafficanti sarebbe stato quello di urlare, di denunciarli, però poi insomma all'interno di questo dance bar abbiamo fatto anche delle fotografie che poi sono servite per denunciare. 10 milioni minori al mondo vittime ogni anno di tratta, uno scempio contro cui si batte Protection for Kids, Onlus trevigiana che sta crescendo in fretta come i suoi volontari.